È terminata con il risultato di 2-1 questa importantissima sfida tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa. Siamo qui con il capitano Vito La Fiura. Hai fatto un gol su calcio di rigore all'ultima azione del primo tempo dopo una genialata di Alisu Giorni. Ti chiedo quanto pesava quel pallone. Intanto buonasera a tutti. Il pallone in quei casi è sempre pesante, anche perché andare in vantaggio al riposo era molto importante. Partite di quelle toste, loro ci conoscono a memoria, sanno come giochiamo, quindi annullavano molti dei nostri schemi sul calcio d'angolo, anche sulla rotazione palla, quindi partita molto dura e maschia. Loro ci conoscevano bene, quindi era una partita un pochettino impallata, abbiamo sbagliato qualche gol davanti alla porta, quindi meno male che su Giorni si è inventata quella giocata e meno male che quel pallone calciato da me è andato in porta sul rigore per fare il gol dell'1-0. Tante occasioni da gol create per il Palermo Futsal Club, forse non tutte sfruttate al massimo. Cosa manca per il gol? Perché sono veramente tante le azioni offensive. A volte quello che manca è un pizzico di fortuna e lucidità. Spesso come squadra come noi che costruisce tanto, corre tanto, imposta tanto, magari arrivi sotto porta con un po' meno ossigeno, quindi vai a fallire quelle occasioni che magari potrebbero sembrare molto facili. E poi quel pizzico di fortuna perché la palla pizzicata, palo fuori, il portiere la prende con lo stinco anziché con il piede, è tutta una questione di fortuna che nel pallone ci vuole pure. Dopo 7 partite hai già fatto 10 gol, il tuo obiettivo adesso veramente può essere anche la classifica capocannoniere, oltre che chiaramente il primo posto con al momento quota 18 in campionato. Noi, come ti dicevo io all'inizio del campionato, puntiamo a vincere il campionato e qui l'obiettivo collettivo è sopra tutte le parti. Poi ovviamente se insieme all'obiettivo collettivo arriva quello personale, ben venga. Io sono a disposizione del Palermo Futsal, no di Vito La Fiura. Adesso invece pensiamo e ci occupiamo della prossima gara contro l'Orotoro San Vincenzo, una squadra che forse è un po' la sorpresa di questo campionato. Alla vigilia non partiva con i favori del pronostico, però gara dopo gara sta un po' sorprendendo tutti. Ti chiedo come la preparate in settimana e cosa ti aspetti da questa partita. Allora, loro, il San Vincenzo, sono una squadra giovane significa tanta corsa, tanti polmoni, quindi sono una squadra che poi alla lunga esce fuori e che ti mette in difficoltà. Noi dal canto nostro abbiamo l'esperienza, abbiamo la qualità tecnica, per come preparare la partita penso che siano tutti uguali. Il mister è meticoloso in queste cose, in tutte le partite studia al dettaglio ogni centimetro quadrato, quindi le prepariamo tutte allo stesso modo, poi speriamo di giocarcela sempre alla meglio.